Una donna su 3 ha subito violenza. Almeno una volta nella vita. Una delle cose peggiori è che alla violenza ci si abitua, fino a credere che sia la normalità. Ma i bambini e le bambine? che spesso assistono. Loro no. Loro no, loro no, che non si abitueranno mai. E non deve essere così. neanche per noi. La violenza è subdola e silenziosa. E non è facile vederla. Possiamo continuare a non accorgerci di niente. Oppure possiamo vedere oltre le paure. Dobbiamo dare un segnale. Che la violenza la vediamo. Che la sfidiamo. E che la cacciamo via. Diamo tutti un rosso alla violenza. Una nuova settimana, una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda su Gold 78, in HD del digitale terrestre, sul canale 78 ogni martedì sera a partire dalle 21 e poi la replica il mercoledì sera dopo la mezzanotte. Se volete rivedere questa puntata così come tutte le altre basta andare sulla pagina Facebook di Penalty e se vi va metteteci pure mi piace. Una settimana dove abbiamo visto ancora una volta tutti i campionati fermi, le squadre alcune si allenano, altre invece hanno fermato completamente la stagione. Vedremo cosa succederà. Per intanto è confermata la data del ritorno in campo per il campionato di Serie D, dovrebbe essere il 6 dicembre, mentre per quanto riguarda i campionati di eccellenza, di promozione e di prima categoria, probabilmente ne sapremo di più tra qualche giorno. E adesso iniziamo la puntata odierna parlando subito di Serie D. Parliamo di Serie D e lo facciamo subito con la Ciriale che continua ad allenarsi aspettando il ritorno in campo. Ora quest'altro stop non fa altro che aumentare le difficoltà sia societarie sia di campo, di squadra, perché fermarsi non è mai bello. Però la situazione è questa, speriamo che possano risolvere al più presto
le problematiche riguardanti il protocollo, che sicuramente per la Serie D è inadeguato. Analizzando un po' tutti i gironi oppure tutti i campionati, vediamo che un po' tutti stanno facendo fatica. Fare altre cose, ripartire senza pubblico, Viada Cireale comunque ti dà una spinta notevole, penalizza. Però siamo contenti perché tutto sommato la partenza è stata positiva, abbiamo fatto 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Secondo me abbiamo tutte le carte in regola per migliorare. Si dovrà creare un ambiente sicuramente positivo, un ambiente dove i ragazzi vengono al campo e si devono divertire, perché poi alla fine il calcio è divertimento, per cui penso che questo è l'obiettivo primario, quello di non perdere entusiasmo, di cercare di essere positivi e di far divertire poi alla fine i ragazzi che fanno allenamento. Siamo qua che lavoriamo e speriamo che a dicembre si possa ripartire in sicurezza e in serenità, sperando che cambino questo protocollo e lo adeguino alla Serie D. Ci toccherà riprendere piano piano, sia fisicamente che mentalmente. Aspettiamo notizie dal governo, speriamo che queste notizie siano positive, tanto da riprendere in tranquillità con un nuovo protocollo. Stiamo riniziando piano piano, ovviamente. Oggi abbiamo iniziato con un piccolo risveglio muscolare. Di pomeriggio faremo una seduta tutta palla con il mister. E piano piano riprenderemo la condizione. Si torna in campo domenica 6 dicembre e per domenica prossima, domenica 29 novembre, sono previste alcune partite da recuperare. E adesso, dopo la Ciriale, andiamo in casa Marina di Ragusa. Praticamente da quando 10 giorni fa, 2 settimane fa, la Lega Nazionale Dilettanti ha stoppato la competizione alla quale partecipiamo per il campionato nazionale Serie D, ha stoppato momentaneamente per far giocare tutti i recuperi. Praticamente noi abbiamo dato qualche giorno libero ai ragazzi dicendo che andate a casa adesso, qualche giorno, sospendiamo adesso, quindi rientrate ognuno a casa propria, chi non abita in zona, per poi ritornare e riprendere le attività a metà settimana successiva. Naturalmente questo noi in maniera molto prudente, cosa ben molto, abbastanza premurosa per tutto quello che è il periodo che sta vivendo il nostro paese, cosa abbiamo fatto? Tutti i ragazzi che sono rientrati nelle proprie abitazioni, quindi tutti i ragazzi che sono rientrati in sede, e quasi a tutti in generale, anche coloro che erano in vitto qui a Ragusa, abbiamo effettuato dei test rapidi prima di ricominciare gli allenamenti. Quindi a questi test rapidi 2 ragazzi sono risultati positivi. Test rapido che è il test antigenico, no? Quello che fondamentalmente si discute tanto, che si sta proponendo, che la FIGC, la LND ha proposto al Comitato Tecnico Scientifico e al Governo da inserire all'interno del nuovo protocollo che dovrebbe essere approvato o comunque in fase di studio. Quindi a questi test risultano 2 ragazzi positivi. Al momento in cui c'è la positività di questi 2 ragazzi, la società cosa fa? I 2 ragazzi viene immediatamente effettuato il test molecolare per confermare o meno la positività emersa dal test antigenico, e la positività c'è.
Quindi lunedì abbiamo avuto l'esito del test molecolare a questi due ragazzi, di conseguenza, sempre in maniera, ripeto, molto coscienziosa, abbiamo effettuato di tasca nostra, quindi a costo a totale spese della società, il test molecolare all'intera squadra, nonostante, ripeto, nessuno dei ragazzi era venuto a contatto con questi due, in quanto, ripeto, questi due non avevano ripreso le attività, uno perché era rientrato a casa e l'altro perché il ragazzo aveva avuto qualche sintomo influenzale e quindi l'avevamo lasciato a riposo. Al momento in cui si sono stati effettuati i tamponi molecolari, altri due ragazzi sono risultati positivi, sempre, ripeto, due ragazzi che la settimana prima, perché la squadra la settimana prima non si era allenata in maniera congiunta, la squadra si erano allenati i ragazzi in maniera individuale, chi a campo, chi a casa, chi nel proprio centro sportivo, in un centro sportivo diverso. Quindi non avevano avuto contatti i ragazzi negli ultimi 10-12 giorni. Di conseguenza ieri abbiamo venerdì, giovedì abbiamo estraneato i positivi, li abbiamo isolati e comunicato all'ASP la positività come è giusto, come prevedono le normative sanitarie, e invece il gruppo squadra è ripreso ad allenarsi. Da questo, ripeto, abbiamo effettuato i tamponi molecolari oltre alla squadra e allo staff, naturalmente a tutti gli addetti ai lavori, quindi magazzinieri, collaboratori, dirigenti, tutti gli addetti ai lavori che quotidianamente frequentano la struttura e la squadra, e sono emessi soltanto altre 2 positività, quindi in totale ne abbiamo, sono 4 ragazzi positivi che sono in isolamento, il resto squadra che, ripeto, in quanto non ha avuto contatti negli ultimi quasi 15 giorni, 14-13 giorni con esattezza, può tranquillamente tornarsi ad allenare. E adesso andiamo in casa ACR Messina. Ai microfoni di penalty, mister Novelli. Eravamo in condizioni buone, a mio avviso, sia sotto l'aspetto mentale, fisico e tecnico-tattico. La squadra era in crescita, però c'è un motivo ben valido che è la salute, ecco. E prima di ogni altra cosa, e nonostante tutto stiamo cercando, come tutte le altre squadre, di fare un determinato tipo di lavoro e di essere pronti nella ripresa. Noi dobbiamo recuperare questa partita, se non erro, per la terza volta che viene rinviata, e siamo in attesa quando possiamo giocarla, e continueremo a lavorare. Sicuramente viene un po' difficile perché non hai già una data e non puoi programmare, però poi con la buona volontà e con altri aspetti ci si può arrivare lo stesso. Mister, guardiamo il lato positivo. Ha ritrovato in questi giorni una squadra che, insomma, lavora sempre disposto presente, una squadra che dà il tutto per tutto e si vede, ecco, da ogni singolo allenamento. Ma sicuramente ho detto un gruppo di ragazzi che ha grande volontà e voglia di apprendere e di crescere, ecco, e questo deve essere, ci deve appartenere sempre, ma è una crescita non solo per loro, anche per noi come staff. È una crescita reciproca che può dare dei grandi benefici se fatta di grande qualità, ma prima sotto l'aspetto mentale. Sappiamo poi che possiamo arrivare a creare i presupposti di una crescita maggiore di quella attuale. Si aspetta il protocollo della Serie D, lei cosa ne pensa al riguardo? Perché continuando così sicuramente sarà difficile proseguire questo campionato se non ci sia, insomma, se non ci sarà, ecco, un protocollo abbastanza rigido. Io sono sincero, il calcio per me è spettacolo. Spettacolo vuol dire che ci devono essere i tifosi, e già giocare a porte chiuse senza i tifosi viene meno, diciamo, quella che è il calcio. Che non dobbiamo dimenticare che è spettacolo, che la gente si deve divertire, deve venire a trascorrere una giornata allo stadio di divertimento dopo una settimana di lavoro, e essere un po', diciamo, renderli un po' felici sotto questo aspetto. Non si può, e sappiamo tutti il motivo, però ci deve essere la tutela poi della salute, che viene prima un'altra cosa, e sicuramente
continuare la D con questa situazione, secondo me non è una situazione che può durare, può andare avanti in questo modo qua. Secondo me il protocollo deve essere un protocollo che si avvicina oppure si avvicina come i campionati A, B e C, e che ci sia una tutela e soprattutto poi una continuità. Se non ha il senso di continuare in queste condizioni, vedendo, se non erro nell'ultima partita sono state rinviate 48-49 partite, c'è gente che recupera 3-4 partite, squadre che devono recuperare 3-4 partite, e inizia a essere un campionato tutto diverso. Per questo secondo me forse il tempo che ancora non sono uscito ancora, secondo me ancora dei protocolli, perché forse stanno in fase di, ecco, diciamo, di elaborazione, però deve essere un protocollo diverso da quello che era attuale. Ecco, guardando la squadra al completo, è servito questo periodo magari per recuperare qualche calciatore che secondo lei non era in condizione? Ma sicuramente le soste si sono prese in un senso giusto, quello detto prima sotto l'aspetto mentale ti aiutano tanto a crescere, ma non solo sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto tecnico, tattico, di personalità, di mentalità, e la mentalità te la dà l'allenamento quotidiano, ti fa crescere, e questo noi dobbiamo essere, a mio avviso, capaci di dare continuità. Questo dipende da noi, poi possiamo recuperare pure qualche giocatore che è stato infortunato a lungo e qualcuno che fisicamente poi a causa infortuni deve recuperare pure. Ecco, ci poteva aiutare sotto questo aspetto, ma a mio avviso c'è il rammarico, ma sapendo i motivi perché, di dare continuità al campionato, perché poi arriveremo dopo tante partite. Però questo non deve essere un alibi, perché come siamo noi ci sono anche le altre. Una domanda in chiusura che riguarda il manto erboso. Abbiamo visto insomma che sono bastate poche settimane per rimettere su, insomma adesso è bello vederlo, ecco. Ma, io sono stato sempre del parere che quando si inizia, prima di fare le squadre di calcio, ma non mi riferisco solo alla CR ma in tutte le società, prima di andare a prendere allenatori, calciatori, direttori sportivi, di creare le infrastrutture, nel senso creare i campi di allenamento, uno staff medico, creare dei presupposti di crescita all'interno, e poi di conseguenza quello della scelta del direttore sportivo, la scelta dell'allenatore, dei calciatori. Quella è una continuità. E io penso che quando ci si organizza in un certo modo, stai creando i presupposti per durare nel tempo, bene nel tempo, e di centrare degli obiettivi. Ottimismo, ma soprattutto tanta convinzione di poter rientrare ancora nel novero delle favorite alla vittoria finale in questo girone I del campionato di Serie D. In casa Messina nulla si ferma. Nessuno stop tranne la partita della domenica, è una situazione sicuramente nuova un po' per tutti, questo è un altro stop forzato dopo i 6 mesi, diciamo, della passata stagione. Sicuramente dobbiamo essere noi bravi a mantenere anche la giusta tensione ai ragazzi, perché sapendo di non giocare non è mai facile tenere un'alta concentrazione, anche i ritmi di lavoro potrebbero essere diversi. Comunque devo dire che i nostri ragazzi stanno lavorando benissimo, con molto entusiasmo, hanno grande voglia di ricominciare questo campionato. Questa squadra ha dimostrato molto nelle ultime partite, al di là dell'ultimo risultato, dove la squadra sicuramente non ha sfigurato, anzi al contrario, una squadra molto tecnica e gioca molto con la testa, e difficilmente in questi campionati si trova una squadra così. Sì, il mister è un allenatore che cerca sempre il gioco, sicuramente questi sono campionati un po' diversi, diciamo, dai professionisti, dove l'agonismo spesso prevale sull'aspetto tecnico. Noi stiamo lavorando dal 24 agosto proprio per poter fare un percorso che, diciamo, di lunga durata, perché quando trovi un assetto di gioco importante, come stiamo cercando di trovarlo noi, fino alla fine possiamo, diciamo, continuare con tutti gli elementi a nostra disposizione su questa strada.
Avete magari parlato di cambiare, ecco, atteggiamento quando si presentano delle partite come quella di domenica scorsa, dove magari becchi squadre meno tecniche ma più, insomma, che giocano per portare a casa il risultato? Magari lo abbiamo visto, una squadra che ha difeso tutto il tempo, cioè magari lì forse è il caso di cambiare un po' atteggiamento. Ma il nostro principio di gioco è sempre lo stesso, il nostro atteggiamento è sempre quello di fare la partita, di cercare di andare a prendere gli avversari nella loro metà campo. Fino adesso come prestazioni, diciamo, noi dello staff siamo molto contenti perché i ragazzi hanno fatto delle buone prestazioni. Spesso però in queste partite ci è mancato un po' di fortuna, un pizzico di malizia in più. Ecco, avete chiesto qualcosa in più magari alla squadra? No, la squadra chiediamo sempre il massimo, quindi chiedere di più è normale. Quando crei qualche palla gol in più e non la sfrutti, capita che l'avversario, come è successo domenica, con poco, diciamo, ha ottenuto il massimo. Noi invece con tanto ci siamo ritrovati con una grande prestazione, però con pochi punti. Però è importante sapere la consapevolezza che la strada per arrivare fino in fondo è quella giusta. Messina si rinforza lì davanti, Salvatore Manfredotti va a completare l'attacco del Messina, soprattutto un attacco di grandi nomi, ma soprattutto di giocatori che hanno dimostrato di far bene non solo in Serie D. Sì, abbiamo un parco attaccanti di tutto rispetto per la categoria. Devo dire la verità, sono ragazzi molto, molto disponibili, sia dal punto di vista tecnico per quanto riguarda l'aspetto tattico che il mister gli chiede, anche sotto l'aspetto caratteriale. Non abbiamo nessun tipo di problema di prime donne, sono giocatori che, come hai detto tu prima, hanno fatto anche campionati importanti e sono di grande umiltà, di grande sacrificio e veramente siamo contenti di questi ragazzi. Tutto lo staff ha creato un gruppo eccezionale, parlavo proprio questo col mister, cioè si è creato come se una squadra si conoscesse da tanto tempo. Sì, questo è un aspetto su cui abbiamo lavorato dall'inizio, perché la prima cosa quando vuoi fare bene è creare una base solida di un gruppo di amici, un gruppo che non solo squadra, ma si parla di gruppo. Noi non si parla mai di io, ma si parla sempre di noi, quindi questa è una prerogativa che ci caratterizza e vogliamo portare avanti fino alla fine. Fortunatamente abbiamo trovato veramente dei ragazzi disponibili al sacrificio, disponibili sia in campo che fuori dal campo, per quanto riguarda sia gli allenamenti che tutti gli impegni che poi vengono al di fuori del campo, con riunioni e riunioni tecniche e cose varie. Quindi abbiamo trovato veramente un gruppo che si sta affiatando sempre di più giorno dopo giorno, anche approfittando di questa pausa forzata ci stiamo unendo ancora di più. Molti si sono fermati in questo periodo, mentre il Messina ha scelto di continuare ad allenarsi, anche perché in vista di un campionato così delicato, dove sicuramente vuole ben figurare tutta la squadra, magari non è il momento di perdere la concentrazione. Ma penso che sia fondamentale non fermarsi, altrimenti si perde tutto, si perde la forma, si perde i meccanismi che stiamo portando avanti sin dal ritiro e quindi è fondamentale per noi andare avanti e proseguire sulla strada giusta, diciamo. Parliamo un attimino adesso dei portieri. Lei il primo portiere o magari insomma il posto non l'ho assicurato a nessuno? Ma assolutamente no, io dico sempre che i portieri sono una squadra nella squadra, cioè se fa bene il portiere che gioca, fa bene la squadra dei portieri all'interno della squadra che scende in campo. Noi abbiamo adesso attualmente due portieri che sono due portieri molto molto bravi per la categoria, ovviamente sono dei giovani, hanno tanto da imparare ancora, però diciamo che con questa regola degli under che li costringe a giocare obbligatoriamente, per loro sono veramente degli ottimi elementi. Con una difesa così importante, quanto è difficile andare a giudicare con un portiere? Ma se tu vedi, noi abbiamo fatto 5 partite, l'abbiamo visto in una un po' più impegnato, nelle altre ha fatto ben poco, però ecco è ancora più difficile secondo me vedere un portiere impegnato
in una sola azione magari è fatta bene, cioè nel senso che deve rimanere concentrato tutta la partita e magari prendere soltanto un tiro in porta e magari farsi trovare pronto, mentre magari è molto più facile con una squadra di metà classifica dove viene impegnato dal primo momento fino alla fine con diversi tiri e là magari vedi qualità diverse. La cosa importante che lo ha caratterizzato però è stato l'atteggiamento in campo, che non l'abbiamo visto tantissimo in qualche partita, però l'atteggiamento, insomma la caparbietà, cioè lo spirito vincente che poi comunque ha tutta questa squadra, l'uno per uno. Appunto, l'hai detto tu, questo qua è lo spirito che vogliamo avere da tutti i nostri giocatori, poi il portiere è un elemento fondamentale per la squadra, quindi ti ripeto, la nostra squadra di portieri sicuramente sta lì per dare una mano all'intera squadra. Tanta esperienza per Limone soprattutto in categorie così, ma dove può arrivare questa squadra? Ecco, parliamo dal punto di vista generale, di gruppo. Ecco. Ma noi ci siamo presupposti di arrivare quanto più, di andare avanti partita per partita e vincere quante più partite possibile. Poi alla fine si tirano le somme, alla fine si fanno tutti i proclami e le cose. Attualmente noi vorremmo andare avanti partita per partita e cercarle di vincere quante più è possibile. Proseguendo ancora con le squadre siciliane che disputano il campionato di Serie D, dopo la CR Messina è la volta del Paternò. Per me è un motivo d'orgoglio, come sapete benissimo io sono di questa città, quindi per me indossare la maglia è un motivo d'orgoglio perché rappresento la mia città, non solo la domenica ma anche durante la settimana. Per il mister non è stato facile perché sta creando un gruppo importante, perché da ritiro a oggi ci sono stati diversi cambiamenti. Ora piano piano si sta creando qualcosa di importante, sono venuti gente importante sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano. Stiamo creando un gruppo coeso e pian piano con il resto dei giorni si amalgherà ancora di più. E come si intuisce dalle parole di Capitan Truglio, anche a Paternò c'è tanta voglia di ritornare in campo e tutto questo avverrà domenica 6 dicembre. Adesso da Paternò ci trasferiamo a Biancavilla, lo spostamento è di pochi chilometri e ai microfoni di penalty abbiamo mister Orazio Pidatella. Ma per vedere un cambiamento bisognava esserci prima e io non c'ero. Ripeto, ho trovato una squadra che ha fatto 9 punti, che sono tantissimi in questo campionato. Io posso parlare da parte della cittanovese, dove abbiamo vinto, e devo dire, come ho detto prima, insomma, che fino adesso rispondono bene i ragazzi ogni giorno. Bisogna valorizzare i giovani perché è un numero importante, quasi il 40%, quindi ripeto, hanno disponibilità, ci fermiamo sempre al fine allenamento, credo che sia normale. C'è dedizione, c'è voglia di lavorare, c'è voglia di fare, c'è empatia fra lo staff e la squadra, dato merito alla società, alle persone che sono accanto a noi, voi per primi. È chiaro che i risultati danno sempre una mano in questo senso, perché vincere aiuta a vincere e risolvono tante problematiche che magari diversamente non si potrebbero risolvere. Mister Orazio Pidatella, che ha sostituito da qualche settimana Nicola Basile. Una posizione importante in classifica e, perché no, sperare non nuoce. E adesso ci fermiamo, brevissimo spazio pubblicitario, tra poco rientriamo in studio e parleremo di tante storie targate penalty.
Come tutti ben sanno, all'interno della redazione di Penalty abbiamo una figura originale, molto poliedrica. Parliamo naturalmente di Giampaolo Montineri. Sentiamo il suo editoriale. Amici di Penalty, ci si incontra un'altra volta, no? Dopo un po' di tempo. I miei colori sono quelli in questo periodo del DPCM, che quando avremo il DPCM libero, senza colori, allora mi inquadrerò in una parete bianca. E siccome c'è l'allerta meteo che è gialla, siamo in una versione un po' mix verso il rosso, quindi arancione, il giallo è il colore cromatico d'eccellenza di Unione. Quindi ciao Ettore, ciao Penalty, senza calcio, tranne quello robotico, no? Quello professionistico, quello che vedi, ma diciamo che ti rimane sempre qualcosa che non è quello a contatto, è quello a contatto la domenica del nostro calcio, quello per comuni mortali. In questo momento non c'è, è inutile stare lì a pensare quando, come, i protocolli, si parla molto di questo. Io invece mi sono soffermato un attimo a come siamo cambiati, a come si parla diversamente di calcio, usando una tematica che è quella un po' da un punto di vista della sensibilità, dall'altro il comunque sfuggire alla realtà che non ci piace. Su questo non ci sono dubbi. Allo stesso tempo dico, caspita, qualcuno fa calciomercato, come potrà? Cosa? Su quale basi fa calciomercato? Si parla di allenamenti. Io credo sempre che ci sono gli sport in cui ti puoi allenare in modo individuale, ci sono sport di squadra dove c'è un pallone, come il calcio moderno, dove di individuale non c'è niente. Quindi di che cosa poi a fine l'argomento? L'argomento che mi ha un po' suscitato l'interesse è il contributo Sport e Benessere, un po' non acceso, ma che ha aperto dei canali anche socio, confronto, va bene, fra tante categorie. Le categorie che non mi aspettavo che vengono fuori è che comunque qualche atleta ha detto che era meglio mandarli direttamente a pacchetto all'interno delle società, quindi in mano ai dirigenti questi soldi, invece di darli a chiunque. E questo è il termine che a me non è piaciuto, perché il chiunque è il tuo compagno di squadra. Poi all'interno c'è che chi ha una partita IVA, chi già prende un sussidio stile al reddito di cittadinanza, chi è un professionista, chi è un dipendente, perché noi sempre dobbiamo dire che il calcio è dilettantistico, non è un lavoro, anche se dentro il calcio dilettantistico abbiamo raccontato e continuiamo a raccontare storie di gente che lo vive come lavoro. Però andare a dire, mandarlo alla società per poter gestire le urgenze per quanto riguarda il protocollo, i costi di gestione e tutto il resto, a me è sembrata utopica. Cioè, la dico in italiano perché, come ben sapete, se poi mi viene a me un po' la parte siciliana divento anche fastidioso, quindi la ritengo utopica, addirittura lasciare i soldi alle società, perché non è giusto che tutti gli atleti debbano prenderlo, anche il ragazzetto, lo metto virgolettato, di 18 anni. Il ragazzetto di 18 anni si allena come te, si allena come tutti gli altri, viene, si allena, perde del tempo e poi comunque è ufficialmente un tesserato. È ufficialmente testato in virtù del termine, va bene, è un aiuto, va bene, sport e benessere. Cioè, la dichiarazione buttata così è sembrata, diciamo che ha aperto insomma un po' di pessimismo e fastidio, perché non c'è differenza dall'atleta 18enne e dall'atleta 36enne, 30enne, è compagno di squadra. Sappi che senza di lui tu non puoi giocare nemmeno, perché con le regole nel calcio dilettantistico ci sono i 18enni in campo. Senza di lui tu ti attacchi al tram, non giochi ugualmente, perché il regolamento non te lo permette. Quindi automaticamente dire questo significa sempre al solito screditare, dimenticando che forse sei stato anche tu giovane. Quindi anche l'aspetto che viene fuori è una complessità di informazioni. In fin dei conti nasce un contributo dallo Stato per tutti, indistintamente.
Magari finalmente il ragazzetto si sente trattato come gli altri, perché il ragazzetto non è mai trattato come gli altri, perché comunque c'è una gerarchia, il ragazzetto non vale, il ragazzetto... ecco, in questo momento io sui ragazzetti, insomma, non che li stia difendendo, però mi piace fare delle osservazioni pertinenti. In Serie D ce ne stanno 4 in campo e 4 fuori i ragazzetti. Quindi anche chi si esprime in un certo modo, insomma, magari un attimo. Perciò è questo, cioè lo sport benessere è un contributo dello Stato per tutti, che arriva direttamente a casa di chiunque che ha i parametri per essere beneficiario di questo contributo. Le società in un certo modo stanno arrivando delle cose, ma sono appunto per le società, tra l'altro, la società è una società che gli arrivano i contributi, bonus, gli sconti, fate voi come chiamarli, in base anche a categoria, in base alla registrazione, in base all'attività, in base ai tesserati. Poi c'è il bonus fisso. Il bonus fisso che stanno dicendo, mi piacerebbe vedere il giocatore o gli atleti che dicono i soldi alla società sono arrivati e stiamo lavorando tutti per cercare di rappresentarci al miglior modo possibile o di poterci presentare al miglior modo possibile quando ci daranno la possibilità. Quindi il contributo Sport e Benessere è un contributo solidale dello Stato a chiunque ne può avere il beneficio, che possa essere un atleta di 18 anni perché comunque ci vuole la maggiore età, che possa avere anche la condizione di riceverlo perché molti hanno attività, molti veramente lo fanno come dopo lavoro, magari arrotondano, però poi non è che tutti prendono il contributo, addirittura c'è chi gli dice la società, dico virgolettato, io non te lo faccio prendere perché ti sei comportato male, perché non sei venuto mai all'allenamento, perché ci hai fatto fare delle figure di me in campo. Quello è un diritto dello Stato che non puoi togliere. O ti do questi, ma il mese non te lo do perché tanto non stai producendo. Tu non glielo dai, società. È un diritto e un obbligo farglielo avere. Se ne ha sempre il beneficio. Non il beneficio del dubbio, il beneficio. Quindi intanto aspettiamo che tutto vada per come dovrebbe andare, perché pongo il condizionale. Io aspetto la data in cui non tanto noi andiamo a giocare, ma in cui la data in cui ci si dice ragazzi, welcome to the new life, benvenuti nella nuova vita, perché di questo si tratterà. Noi, almeno per quanto mi riguarda, di questo 2020 non potrò fare paragone né con gli anni già passati né con gli anni che andrò a vivere, perché è completamente un azzeramento, è un nuovo percorso di vita. Io lo sto vivendo alla mia età e ad ognuno di noi la sta vivendo alla propria età, quindi questo è un azzeramento. Ancora la condizione è che noi continuiamo a perseverare e far finta, e lo dico perché è giusto, perché comunque quando neghiamo l'evidenza è perché ci sentiamo con un po' di paure o perché siamo colpevoli in qualcosa, e fin quando non ci sono le prove continuiamo a negare l'evidenza dei fatti. E la colpa nostra, sapere che sapevamo, nell'ambito del calcio dico, che non sarebbe andata bene, ma siamo partiti ugualmente, perché la colpa la diamo a chi ci ha dato l'autorizzazione a partire. Non ce la prendiamo noi dicendo che abbiamo accettato ed eravamo comunque ciechi d'amore perché volevamo farlo ugualmente. Diamo la colpa a qualcun altro. È il calcio è amore, il calcio è passione, il calcio è cecità assoluta e pensate non ha assolutamente l'intimo. Un bacio, ciao penalty! Grazie Giampaolo, adesso ci fermiamo, abbiamo un break pubblicitario, tra poco rientreremo in studio e parleremo ancora una volta di tante storie. Believe nasce da una mia idea
nel 2016, il nome stesso lo dice, Believe in inglese vuol dire crederci. La mia idea era quella di dare opportunità lavorative ai giovani del territorio dell'Ennese, dove sono nato, perché sono originario di Leonforte, un paesino in provincia di Enna, poi per ragioni lavorative mi sono trasferito ad Enna. Devo dire che l'esperienza è andata molto bene, perché abbiamo scelto una fetta di mercato per cui c'era molta richiesta, che è quella della salute e del benessere inerente alla persona, settore molto in voga in questo momento, perché ormai abbiamo denotato che la gente è molto propensa a spendere, insomma ad investire sulla propria salute, perché è un argomento clou, e anche sul benessere, diciamo in senso lato in generale. Per quanto riguarda l'azienda, io avevo avuto una piccola esperienza come venditore, ma devo dire che la mia esperienza adesso come imprenditore mi sta dando tantissime soddisfazioni. Believe adesso vanta più di 350 collaboratori in tutta la Sicilia, 20 filiali, insomma siamo un po' sparsi, riusciamo a coprire tutto il territorio siciliano. Noi di Believe siamo presenti sul mercato con diversi articoli, diversi prodotti, sempre inerenti alla salute e al benessere della persona, ma abbiamo scelto dei prodotti molto importanti, abbiamo scelto dei prodotti mirati a migliorare la quotidianità delle persone. Quotidianità in senso che noi ci occupiamo a partire da un dolce risveglio, perché abbiamo dei sistemi di riposo meravigliosi in viscoelastico, importanze differenziate per la base, viscoelastico sopra, addirittura abbiamo dei rivestimenti in carbonio che scaricano a terra l'energia elettrostatica, quindi qualsiasi cliente, qualsiasi dei nostri clienti ci ringrazia, perché davvero è un toccasana riposare su questi sistemi di riposo e l'indomani svegliarsi senza magari i soliti dolorini che infastidiscono al risveglio. Un altro settore in cui siamo specializzati è quello del trattamento acque. Abbiamo diversi sistemi di trattamento acqua, andiamo dal depuratore classico allo ionizzatore d'acqua alcalina, all'addolcitore, insomma siamo abbastanza ferrati sull'argomento, perché ormai è da anni che trattiamo questo genere di prodotti. L'esigenza nasce dal fatto che i contenitori in plastica si sa che sono nocivi per quanto riguarda la salute, e soprattutto per quanto riguarda le bottiglie in plastica, che molto spesso vengono conservate male, esposte al sole, e tra l'altro tutti i nostri clienti si sono stancati, insomma, di andare a fare la fila al supermercato per comprare l'acqua, quindi gli diamo anche questa comodità di avere un'acqua pura, perché abbiamo dei sistemi molto tecnologici di trattamento acque, e praticamente gli diamo un'acqua di sorgente direttamente dal proprio rubinetto di casa. Uno dei prodotti di punta dell'azienda Believe, tra l'altro una novità perché è un prodotto molto attuale, è uno ionizzatore d'aria. Lo ionizzatore d'aria ha la funzione di ripulire un po' l'aria da tutti gli agenti nocivi e dai contaminanti di superfici, un prodotto facendocelo fare con tutte le caratteristiche migliori di tutti i prodotti che abbiamo visto in giro. Ha un rilevatore di particelle incorporato, un rilevatore di qualità dell'aria, 8 velocità, un timer, una modalità notturna, una modalità silenziosa, e ormai, come tutte le apparecchiature diciamo moderne, ha la possibilità di essere smart, insomma può essere manovrato anche da dispositivi cellulari tramite wifi, quindi qualcosa di eccezionale, e credo che questo sarà il nostro prodotto più venduto nei prossimi tempi, perché è molto attuale, viste le varie emergenze Covid e quant'altro. Ormai abbiamo capito che anche l'aria che respiriamo è fondamentale. Sono tante le prerogative dell'azienda Believe. Prima in assoluto è che noi investiamo tantissimo sulla formazione dei giovani, cioè noi prendiamo persone che partono da zero, anche con un semplice diploma
e poi se sono laureati ben venga, ci mancherebbe, ma li prendiamo da zero e li facciamo diventare dei professionisti nel nostro campo. Se volete mettervi in contatto con noi siamo a vostra completa disposizione, abbiamo 20 filiali, come ho già detto, sparse in tutta la Sicilia, quindi troveremo una filiale molto vicina alla vostra località di residenza, quindi senza bisogno di farvi viaggiare più di tanto. Comunque noi investiamo tantissimo sui giovani e sulla formazione, anche investendo preziose risorse economiche, perché crediamo che avendo un prodotto di altissima qualità, avendo dei prodotti meravigliosi come i nostri e avendo dei consulenti e dei collaboratori eccezionali, noi potremmo fare assolutamente il salto di qualità. La cosa bella della nostra azienda è che il giovane viene seguito dal primo all'ultimo giorno, viene affiancato da un tutor nella fase iniziale, i corsi di formazione sono retribuiti dalla nostra stessa azienda. E la cosa più bella in assoluto è che diamo l'opportunità di fare carriera all'interno dell'azienda stessa. Si parte da semplici consulenti, quindi da venditori, ma diamo l'opportunità di aprire una filiale in franchising con la nostra azienda, come le 20 che sono già aperte, a costo zero, quindi è un'opportunità imprenditoriale a costo zero, visto che al giorno d'oggi molti giovani provano ad aprire le proprie attività commerciali, ma investendo molti soldi e quindi partendo insomma con un bilancio in negativo. Noi diamo l'opportunità per quello che riguarda l'apertura degli uffici, pensa a tutto l'azienda Believe, quindi il giovane si trova anche in uno stato d'animo, in uno stato di entusiasmo che lo porta sicuramente ad avere dei risultati migliori. Il martedì alle 21 con la replica dopo la mezzanotte del mercoledì. Sono questi gli appuntamenti su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre di Penalty. Seconda parte della nostra trasmissione che inauguriamo con uno speciale dedicato al Belpasso FC. Cristian Ardizzone, presidente del Belpasso FC. Presidente, questo Belpasso sicuramente parte con un progetto importante, rilanciare anche un nome importante appunto nel calcio dilettantistico siciliano. Belpasso conosciamo benissimo la sua storia, ritornare ed impegnarsi è un grandissimo sacrificio, non soltanto suo ma anche da parte dei suoi collaboratori. Sì, esatto, noi ci stiamo impegnando sul territorio di Belpasso, perché Belpasso comunque ha una sua storia, ha avuto una squadra gloriosa e non ce lo dimentichiamo. Non ci paragoniamo al Belpasso glorioso, però ci stiamo mettendo tutti i mezzi per fare diventare Belpasso di nuovo grande. Tra l'altro, insomma, all'interno della società nuovi dirigenti, nuovi ruoli, a dimostrazione che volete fare il vostro percorso in maniera equilibrata e continua. Anche ruoli importanti a persone giovani, mi riferisco al mister D'Antone, che secondo me farà strada, ma strada veramente, perché ha delle qualità importanti veramente. Al DS, al direttore sportivo Santosciuto, che è giovane però sta dimostrando fin da subito di essere sul pezzo. E poi non posso che ringraziare i miei soci Di Mauro e Longo, che mi stanno dando una grossa mano in tutto. La cittadinanza di Belpasso, insomma, appena verranno i primi risultati sono sicuro che sarà coinvolta, perché ha proprio fame di calcio. Sì, dobbiamo dire che già nelle prime 2 partite casalinghe si sente qualcosa di diverso di l'anno scorso. C'è un po' più di appartenenza, c'è un po' più di andiamo a vedere la partita del Belpasso, questo sì.
settore giovanile è fondamentale per una società di calcio, è fondamentale per un territorio come quello di Belpasso e sicuramente costruendo le basi per un buon settore giovanile sicuramente tutti poi alla fine ne usufruiranno, no? Perché la prima squadra poi diventa anche un riferimento, un serbatoio grazie anche agli allievi, ai giovanissimi, alla juniores. Noi puntiamo molto sul settore giovanile, non per questo abbiamo scelto il professor Prezzavento come direttore tecnico del settore giovanile, che a Belpasso è molto conosciuto e, come dicevi tu, sarà il nostro serbatoio per la prima squadra negli anni a venire. Un serbatoio per la prima squadra che a questo punto diventa fondamentale per costruire magari il Belpasso del futuro. Esattamente, anche adesso in questo momento noi abbiamo dei juniores di Belpasso e dintorni che sono veramente validi e faranno parlare di sé sicuramente. Parliamo di questa stagione 2020-2021, Belpasso che vuole probabilmente comunque lasciare un segno. Non si parla di vittoria finale, ma si parla comunque di un comportamento sia in campo che fuori dal campo all'altezza del nome e della tradizione di Belpasso. Noi siamo una matricola, è il primo anno che siamo in promozione, per quanto mi riguarda è il primo anno che faccio il presidente in una squadra di promozione. Noi vogliamo fare bene e se non ci poniamo limiti, questo sì, però il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria, che per noi è una categoria importante. Santo Di Mauro, presidente del Belpasso FC insieme a Cristian Ardizzone, un progetto come quello di Belpasso che un po' stuzzica anche la fantasia, perché insomma grazie alle vostre esperienze volete portare una nuova realtà del calcio in una società che comunque è storica, perché Belpasso sappiamo benissimo ha una storia nel calcio dilettantistico. Sì, chiaramente acquisendo esperienza e poi l'appetito viene mangiando, ci piace il calcio, quindi cerchiamo sempre di migliorarci. Con l'esperienza pian pianino stiamo cercando di crescere. Che difficoltà ci sono state nel ripartire dopo insomma il dramma Covid, anche se ancora tuttora è presente? Sicuramente difficoltà organizzative di una certa rilevanza. Ci sono state sia difficoltà organizzative che anche economiche di altri tipi, perché chiaramente interrompere dall'oggi al domani un campionato quando tu sei organizzato, hai speso dei soldi per organizzare il tutto, ti ritrovi con un pugno di mosche in mano, chiaramente capirai che non è tanto facile. Infatti difficilmente noi pensavamo che sarebbe ricominciato il tutto. Fortunatamente si sta ripartendo anche con i danni economici e tutto il resto che si è portato dietro, sperando che non succeda più nulla. Parliamo di settore giovanile, perché il settore giovanile comunque alla fine subisce anche lo stop dello scorso anno, perché ricominciare, far ripartire anche la voglia da parte dei bambini di ritornare in un campo di calcio è sicuramente una situazione non certamente facile. Allora il settore giovanile è quello che più risente di questo problema, perché sia i genitori che i genitori, perché da un lato hanno paura chiaramente a inserirsi di nuovo in un contesto dove ci sono altri bambini, e i bambini di conseguenza, perché chiaramente con tutta questa paura che c'è non riescono subito ad inserirsi in una struttura, che purtroppo hanno avuto problemi principalmente per loro. E da parte nostra, se non abbiamo, perché con tutti i protocolli che ci sono, se non abbiamo le dovute accortezze per sistemare il tutto, potremmo avere ulteriori problemi, perché basta avere un problema con un bambino che non possiamo fare più calcio. Parliamo a questo punto della prima squadra, parliamo di un progetto forse ambizioso, parlare di eccellenza forse è esagerato? Per adesso sì, noi la promozione ci sta bene, ci sta larga, non stretta, cerchiamo di pian piano di vedere com'è la situazione, cercheremo di mantenere la categoria, poi magari, perché ripeto occorrono risorse economiche non indifferenti, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare quello che possiamo, perché questa passione maledetta ci costringe tra virgolette a fare determinate cose, però esagerare no. Se magari con l'aiuto dell'amministrazione, magari altri sponsor, riusciamo ad avere delle basi solide, chissà, potremmo anche pensarci, però per il momento è lontano anni luce.
campionato sarà, Peppe? Sarà un campionato comunque molto avvincente, ci sono tante bellissime realtà e chiaramente noi non staremo lì a guardare, cercheremo di comunque dire la nostra e come inizio non c'è male, abbiamo superato il turno di Coppa Italia con un avversario ostico come la Leonfortese e domenica il debutto abbiamo vinto la nostra prima partita, perciò siamo molto entusiasti ma allo stesso tempo con i piedi per terra. Che umore c'è all'interno della squadra? No, i ragazzi sono sereni, hanno la stima del mister, la società ci è molto vicina, ci sono tutti gli ingredienti per poter continuare su questa strada. Poi, come ho detto in altre occasioni, se troviamo avversari che hanno un livello tecnico superiore al nostro, ne venderemo la pelle cara. Però chiaramente ancora siamo all'inizio, cercheremo di trarre il massimo. Quanto ti pesa allenare una società blasonata come quella appunto del Belpasso, Peppe? No, per me è solo un onore, io ci ho anche giocato da calciatore 2 anni, perciò per me è stato un ritorno diciamo a casa, fra virgolette. Ripeto, può dare qualche stimolo in più, ma ripeto, anche quando ho iniziato la mia carriera da allenatore allenavo l'Anisiana che non avevo un risalto a livello storico, per me era la stessa cosa. Ci può essere quel piccolo valore aggiunto che chiaramente ti dà quell'adrenalina che magari una società meno blasonata col nome non ti dà, però alla fine, ripeto, uno cerca di fare sempre il massimo. Questa squadra può dire la sua anche per questa stagione? Ma direi proprio di sì, ci siamo fatti una bella partita, abbiamo iniziato alla grande il campionato e spero di proseguire così su questa retta via. Com'è il gruppo? Vi siete già amalgamati bene? Già siamo noi abbastanza vecchi dell'anno scorso, c'è qualche innesto, però sì, il gruppo c'è ed è questa la nostra forza. E adesso diciamo una cosa che nessuno sentirà, con il mister? Cosa col mister? Dico, col mister tutto a posto? Sì, perché... No, lo dicevo nel senso che comunque sveliamo qualche altro lato del mister. No, il mister dà spazio a tutti, quindi possibilmente capita che a giro ci facciamo tutti la panchina, il gruppo è anche questo, la squadra è soprattutto questo. D'altra parte se non c'è gruppo non arrivano i risultati. Esatto. Quindi ci dobbiamo impegnare per guadagnarci sempre il posto e dare sempre il massimo. Siamo con Simone Smirni, giovanissimo in prima squadra, quindi bella soddisfazione a dimostrazione che comunque questo Belpasso vuole costruire anche sui giovani il suo nuovo percorso. Sì, il mister e la società mi hanno dato fiducia anche l'anno scorso e sono molto contento di ciò, anche i miei compagni, comunque abbiamo creato un bel gruppo con tutti i giovani e i grandi, abbiamo fatto un bel mix e sono contento della fiducia che mi stanno dando. Qual è il vostro obiettivo, soprattutto quello della vostra squadra? Noi cercheremo di fare il meglio e pensiamo partita dopo partita, poi quello che verrà, verrà. E il tuo sogno nel cassetto per questa stagione? Fare più presenze possibile e cercare di fare bene partita dopo partita sempre. Cristian Sannino fa parte dello staff tecnico, si occupa della preparazione dei portieri. Com'è la situazione in questo Belpasso 2020-2021? Cosa hai trovato? Ragazzi chiaramente pronti a lavorare, soprattutto credo. Sì, diciamo che ho trovato dei ragazzi soprattutto giovani, una società che investe sui giovani, come ho detto prima quando ci siamo già incontrati l'altra volta, che la società vuole investire sui giovani. Abbiamo scelto di portare avanti questi 2 portierini nostri, 2001 e 2003. Al momento stiamo facendo bene, ci stiamo allenando, i ragazzi stanno dimostrando e stanno apprendendo in allenamento e speriamo di fare bene durante il proseguo del campionato. Domenica ci aspetta una partita difficile contro una squadra tosta, però abbiamo le possibilità e le caratteristiche per portare i punti a casa. Sicuramente ci sono delle squadre importanti, non sarà un campionato facile, quello è sicuro. Le squadre sono tutte abbastanza ben attrezzate,
Ettore, sicuramente ci saranno le 5-6 che faranno qualcosina in più rispetto alle altre e il resto ce le combattiamo. All'interno di questa squadra abbiamo visto tantissimi giovani ed è la dimostrazione che comunque il Belpasso guarda anche verso il futuro, no? Sì, assolutissimamente, ma non solo giovani juniores, anche giovani 2000 che non sono più juniores ma sono dei giovani non troppo valorizzati dagli altri ma bravi, ti assicuro che sono bravi. Sarà una scommessa vincente questa stagione per il Belpasso? Credo proprio di sì. Vogliamo raccontare il calcio dilettantistico siciliano. Oggi vi presentiamo il Belpasso FC, che ritorna dopo qualche anno di assenza nel campionato di promozione e da quest'anno ritorna con un'impegnativa scuola calcio diretta dal professor Prezzavento. C'è tanto da lavorare sempre, ogni anno, anche quest'anno un po' è una scommessa, no? Perché si ricomincia in una realtà importante come quella di Belpasso. Hai detto bene, si ricomincia, infatti stiamo ricominciando da capo e pare che i numeri cominciano a crescere. L'obiettivo a questo punto chiaramente è quello di far crescere nel gioco anche tanti bambini. Numero uno, il nostro obiettivo è, come ha detto anche l'altra sera, è un obiettivo di tipo educativo, formativo e di crescita dei ragazzini, sia dal punto di vista caratteriale ma anche dal punto di vista comportamentale, con le regole e tutto il resto, perché domani adesso stiamo cominciando a fare le riunioni anche dei genitori, delle famiglie, spieghiamo quello che vogliamo fare durante l'anno e una delle cose più importanti è questo della crescita dei bambini. Di associarci a questa agenzia educativa che sono le famiglie, che non siamo solo noi, veramente, la scuola, noi e la famiglia. Molti non si aspettavano questo tipo di preparazione all'anno dal punto di vista sociale, come abbiamo detto prima, e gli sembrava una cosa strana, ma in effetti questa è la nostra funzione, far crescere i ragazzini per il domani, quindi gli uomini di domani chiaramente, e quindi chiaramente devono avere le regole, il rispetto degli altri, l'aspetto educativo come abbiamo detto e le regole. E quando parliamo di regole, professore, possiamo anche parlare un po' di agonismo, quantomeno nel campionato allievi e un po' nel campionato giovanissimi, oppure esageriamo nella parola? No, diciamo che nel campionato allievi già comincia a esserci la questione del risultato, l'aspetto agonistico, un po' nei giovanissimi, ma in quelli più piccoli si bada molto al gioco reale.
diciamo, quindi tutto quello che si deve fare per poter giocare questo gioco, quindi tutti i principi tecnici, sia di tipo personale, diciamo, ma che dal punto di vista collettivo. Ma la vittoria non è obbligatoria anche se ci spingono il fatto della scuola calcio d'elite, fare i risultati, essere primi. Ma questo diciamo in quelli grandi. Nei piccolini si bada molto non sul risultato ma sull'aspetto diciamo formativo di saper giocare a calcio, quindi si parte dalla basso, l'aspetto motorio, coordinativo, poi il gesto tecnico, poi i giochi piccoli, poi i giochi più grandi, fino a quando si cresce alla fine, diciamo. Questo è poi l'iter. Vedo un luccichio nei suoi occhi, passano gli anni, dietro alle spalle tantissime esperienze, tantissime squadre, ma il professore Prezzavento ha la stessa energia di almeno 30 anni fa. Se voglio stare qui è così. Non so se hai visto stasera, ho giocato con i bambini, io vado a terra, mi rotolo, gioco, rido, insomma tutte queste cose qua. Ed è una cosa che mi sta dentro il cuore. Per me stare con i ragazzi, dopo l'insegnamento che ho avuto, per me era la vita, e quindi chiaramente faccio tutto per loro, naturalmente, anche dal punto di vista personale, come esempio. Dario Gangemi, allenatore degli esordienti della scuola calcio Belpasso FC, si ricomincia con tanta voglia, non soltanto da parte degli allenatori ma anche dei bambini. Certo, i ragazzi hanno iniziato con un'ottima voglia, si stanno impegnando per questo inizio, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto l'anno scorso. Piano piano si ricomincia, l'importante è che quest'anno si divertono, che crescono calcisticamente. Quest'anno anche c'è la novità del professore Prezzavento che ci sta guidando noi tecnici al fine di far crescere al meglio sia calcisticamente che dal punto di vista educativo questi ragazzi, e chiaramente farli divertire e poi chissà mai avere qualche risultato ottimo. Chiaramente non si vede con il risultato in campo ma col divertimento dei ragazzi. Qual è il quesito più ricorrente che pongono ad un allenatore i ragazzini degli esordienti? Allora, la cosa che mi piace di più dei ragazzi è proprio questa partecipazione dal punto di vista non solo calcistico ma anche delle domande che mi fanno. Molto spesso, non dico quando non riconoscono l'utilità di un allenamento, per esempio il perché di un determinato allenamento, soprattutto mi fa capire che i ragazzi fanno degli allenamenti non tanto per farli ma proprio per capire come si va a fare all'interno di una partita ciò che noi proviamo in allenamento. Questa è la cosa che di più mi chiedono e più mi fa piacere proprio vedere il loro interesse. Siamo tutti un po' contenti, in modo particolare i bambini, perché principalmente l'obiettivo è quello di farli divertire, e già di questo, se noi riusciamo ad raggiungere questo obiettivo noi già siamo soddisfatti. Per di più i genitori di tanto in tanto vengono a guardare, vengono a vedere, ci fanno qualche complimento, e per noi la nostra gratificazione maggiore è che i genitori ci fanno dei complimenti, perché i bambini li vedono crescere tatticamente, tecnicamente, e noi ne siamo gioiosi. Questo è quello che noi volevamo raggiungere. Tra l'altro, insomma, i pulcini sono una categoria che sembra uno spartiacque, no? Dai piccoli calci ai piccoli amici a quello che poi dopo diventerà il ruolo nei giovanissimi e negli esordienti. È proprio vero, ci troviamo nel mezzo fra i primi calci, quello che poi praticamente cominciano a toccare il pallone, e fra gli esordienti che già devono inquadrarsi come ruoli, come gestione della difesa, centrocampo e attacco. Quindi già dai pulcini in poi si cerca di trasmettergli non solo le doti tecniche e tattiche ma anche le posizioni in campo, quindi difesa, cioè già cominciamo a parlare di 3-3 perché giocano a 9, oppure 3-2-1 che giocano a 6, e in base a come giocano cerchiamo di trasmettergli già i principi basilari e ce la mettiamo tutta. Poi noi da parte nostra ci facciamo tutto il possibile, poi magari forse qualcuno non risponde, qualcuno risponde meglio, qualcuno risponde meno, ma l'obiettivo è quello di che loro si divertano. Il
campionato giovanissimi regionali quest'anno per il Belpasso è sicuramente un impegno importante. Siamo con il giovane allenatore Enrico Gangemi, esperienza importante quella dei regionali, campionato super impegnativo. Sì, è un campionato importante, però da parte nostra c'è la voglia di fare bene, di crescere e soprattutto di far divertire i ragazzi, che è la cosa più importante ed è, credo, l'obiettivo principale che per questa stagione. Sappiamo il valore e l'impegno di questo campionato, ma noi non saremo da meno. Abbiamo un gruppo che in parte già ha fatto un'esperienza lo scorso anno insieme ai 2005 nel campionato regionali con me alla direzione tecnica, e quest'anno siamo convinti con i ragazzi usciti dalla scuola calcio e i nuovi ragazzi che hanno deciso di sposare il nostro progetto, che faremo sicuramente bene anche quest'anno. C'è anche il campionato dedicato ai giovanissimi sperimentali. Questa è la dimostrazione che sicuramente il Belpasso in questo momento dispone anche di una quantità considerevole di ragazzi che vogliono giocare a pallone. Sì, esatto. La cosa importante in queste categorie, nel dilettantismo in generale, in particolar modo in Sicilia, è lavorare bene con la scuola calcio. Il campionato giovanissimi sperimentali che ha come guida tecnica il mister Enzo Cuppone. È un campionato importante soprattutto per far fare esperienze ai ragazzi che escono dalla scuola calcio e i ragazzi primo anno giovanissimi. È un campionato che noi, ripeto, noi non guardiamo il risultato in questo campionato, guardiamo la crescita che i ragazzi vanno a fare durante il corso dell'anno per prepararli ad affrontare un campionato importante come quello giovanissimi regionali. È la volta di conoscere l'allenatore degli allievi regionali che disputerà un campionato sicuramente molto impegnativo. Siamo con Alessandro Di Emanuele. Alessandro, sarà un campionato difficile, lo sanno tutti, il campionato allievi regionali è impegnativo, ci vuole costanza, ci vuole tanto allenamento. Il nostro è un campionato difficile, troviamo nel nostro girone compagini molto blasonate, troviamo squadre che l'anno scorso hanno fatto bene, qualcuno ha fatto pure benissimo vincendo il torneo. Siamo qua, ho un gruppo nuovo, un gruppo di ragazzi per lo più 2005, però lavoriamo su questo gruppo che è un buon gruppo e che sicuramente dà la soddisfazione alla città di Belpasso. Tra l'altro, lavorando sui 2005 puoi pensare anche di costruire poi un progetto anche per la prossima stagione. Sicuramente sì, quello è pure una nostra intenzione, naturalmente facendo giocare del 2005 diciamo sotto anno a confronto con il 2004, sicuramente l'anno prossimo, così rimanendo, ci ritroveremo già un punto in vantaggio rispetto a qualcun altro. Un sogno nel cassetto per Alessandro? Bella questa domanda, Sì, una domanda bella. Alessandro vuole fare bene intanto a Belpasso, sicuramente. Il sogno è quello di... non amo tanto sognare, amo più vivere giornalmente, nel senso che mi sento di dire che più farò bene con questo gruppo e più avrò raggiunto il mio sogno per quest'anno. Poi quello che verrà, chi vivrà vedrà. È la volta adesso di Guglielmo Malgeri, allenatore della Juniores, che lo scorso anno era arrivata a un passo dalla finale, poi il Covid ha bloccato tutto. Da quella partita ultima che avete disputato riparte comunque il nuovo progetto, appunto 2021, di questo Belpasso. Sì, ripartiamo da quella situazione che purtroppo ci ha, diciamo, in parte penalizzato. Abbiamo qualche ragazzo ancora dell'anno scorso, ma molti nuovi inserimenti, quindi diciamo che l'80% della squadra sarà composta da tutti i nuovi ragazzi che vengono da varie società, alcune da qui da Belpasso stesso, molti ragazzi della zona, quindi speriamo di riuscire a ripeterci sul filo dell'anno scorso, diciamo.
Tra l'altro, insomma, conosciamo benissimo la realtà di Belpasso, un territorio fertile sotto questo punto di vista, tra l'altro con una tradizione, sappiamo la storia del Belpasso, riproporsi cominciando anche da un buon settore giovanile sicuramente è un passo importante. Sicuramente, la società quest'anno ha puntato tantissimo sul settore giovanile, quindi partiamo dai più piccoli, dai primi calci, abbiamo praticamente tutte le categorie e quindi penso che in una piazza importante ci debba essere una società importante e il Belpasso FC sta diventando importante grazie ai giovani. Rientrati dopo il break. Siete con Penalty, siete su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Adesso intervista esclusiva a Mauro Grimaldi, consigliere delegato della FIGC Servizi, un'intervista esclusiva realizzata da Simone Capone della redazione Sport in Oro di Roma e a tal proposito ringrazio naturalmente il suo direttore Raffaele Minichino. Con il dottor Mauro Grimaldi, consigliere delegato della Federcalcio Servizi, qui presso la vostra sede, dirigente sportivo da tantissimi anni, giornalista, scrittore, e a proposito di questo oggi presentiamo proprio la sua ultima opera, Storia d'Italia del calcio e della nazionale, uomini, fatti e aneddoti dal 1850 al 1949, data del tragico incidente del Torino, del grande Torino di Superga. 1949 è una data quasi fisiologica per la chiusura di un calcio romantico, un calcio diverso da quello che poi con l'avvento del capitalismo, del boom economico, cambiò radicalmente quelli che erano i parametri di rapportarsi al calcio. Il 49 segna un periodo e una tragedia che colpì l'intero paese, a prescindere dai colori, dal territorio, perché siamo in piena ricostruzione, siamo nel pieno dopoguerra e il Torino è uno dei simboli della rinascita dell'Italia. Il Torino è una squadra che andava oltre l'immaginario collettivo, per cui tutti quei ragazzi, la gente che vedeva nel Torino un modello vincente per l'Italia, chiaramente di fronte a una tragedia così grande, così imprevedibile, fece un grande salto indietro nel tempo e si ritrovò un po' a piangere sulle macerie di questa squadra. Addirittura fu chiamato Vittorio Pozzo a riconoscere questi ragazzi perché non rimase più niente. Immaginare un calcio come era prima, col calciatore bandiere, Rivere, Mazzola, i Conti, eccetera, è lontano anni luce. Oggi il calcio è un'azienda che costa tanto, servono grandi capitali, le grandi holding che sono entrate nel calcio, hai visto la Juve regge perché ci sono stati sempre dietro gli Agnelli, ma insomma già l'Inter, i grossi capitali cinesi, la stessa Roma con i capitali americani, il Milan e così via,
Questo succede perché diciamo che è andato un po' fuori controllo. Non so se avete seguito proprio di ieri l'accordo della Lega di Serie A con questo grande fondo, dove entreranno dei capitali, 1 miliardo mi sembra e 300.000 euro subito, una quota di credito di un altro 1,7 miliardi, insomma circa 3 miliardi, e soprattutto la creazione di Agnuco per la gestione dei diritti televisivi. A livello europeo dei grandi 4-5 campionati, l'Italia era l'unico che i diritti televisivi erano gestiti dalla legge dello Stato. Domani, come succede in tutti quanti gli altri campionati, la fetta dei diritti televisivi sarà gestita dalla Agnuco, che farà capo chiaramente a un soggetto privato. Una cosa interessante è che noi in tutti questi anni, mentre gli altri campionati grandi, l'Inghilterra, la Germania, pensavano ad ampliare il proprio pubblico anche fuori dai confini nazionali, no? Se tu prendi le squadre inglesi, ce l'hanno in Sudafrica e fanno degli introiti televisivi che sono 6-7 volte i nostri, noi continuiamo a discutere sui problemi arbitrali, sui calendari, su queste beghe, voglio dire, di famiglia. In realtà oggi la visione del calcio, e questo secondo me è un grande passaggio storico e culturale, è quello di interpretare il calcio come una grande azienda, come dicevi tu prima. Cioè il calcio è un'azienda, deve essere gestita come un'azienda, e con l'azienda ci vogliono i grandi capitali, ma anche le grandi idee, i grandi progetti, e forse questo probabilmente sarà uno di quei passaggi storici come la Bosman, in negativo, ma questo in positivo, per dare al nostro campionato più valore, più lustro e più interesse. Una federazione che si rispetti deve avere le sue strutture, sia strutture logistiche che strutture tecniche. Coverciano per noi è un fiore all'occhiello, è l'eccellenza. Sono stati fatti e si faranno molti investimenti perché è sempre un work in progress, no? Cerchiamo un po' di adeguarci alle nuove necessità, alle nuove normative. Adesso diventa la casa degli azzurri, hai detto bene, la casa di tutte le nazioni azzurre, compreso il calcio femminile, su cui stiamo puntando molto. La federazione sta puntando molto sul calcio femminile e ha fatto un ottimo mondiale, sta facendo un bellissimo qualificazione europeo. Per cui gli investimenti che si stanno facendo sono quelli per dare strumenti tecnici alle nazionali per crescere ancora di più potenzialmente per crescere il loro potenziale. Per esempio ultimamente abbiamo creato all'interno degli spogliatoi nazionali la vasca caldo-freddo, sai, con questa intensità di attività dovuta anche al recupero del Covid comincia a essere un problema il recupero dei tempi di recupero dei calciatori. Abbiamo messo una vasca di crioterapia, stiamo costruendo un campo specifico per allenare i portieri. Noi continuamente i campi di Coverciano sono campi meravigliosi, stupendi, sono dei biliardi praticamente, e continuamente, periodicamente provvediamo a risistemarli tutti quanti. Insomma, in più ci sono corsi allenatori, corsi preparatori, corsi direttori sportivi, anche corsi portieri, insomma all'interno c'è la sede dell'associazione calcio allenatori, cioè voglio dire, Coverciano è una vera palestra tecnica ma anche della cultura del calcio, è lì che sono nati i grandi allenatori. Considerate che i grandi allenatori che abbiamo avuto in passato, cioè i Valcareggi, Bearzot, i Vicini, sono lo stesso Maldini, sono tutta gente che è venuta dalla fucina della preparazione di Coverciano. Grazie Simone, grazie a Sport in Oro di Rete Oro Roma e grazie al suo direttore Raffaele Minichino. Un grazie va anche a Mauro Grimaldi, consigliere delegato della FIGC Servizi. Con lui si è spaziato a 360 gradi sul mondo del calcio italiano. A proposito di calcio, avete mai assistito ad un gesto fair play? Minuto 22 del secondo tempo del derby di Serie D fra Triestina e Foligno. I padroni di casa del Triestina sono in vantaggio per 2-0 quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra, il capitano del Triestina Stefano Gramaccia tocca la palla che finisce sul fondo. Calcio d'angolo in favore del Foligno, ma l'arbitro Manzo di Torre Annunziata non se ne avvede. I giocatori del Foligno protestano e l'arbitro si avvicina a Gramaccia guardandolo. Il capitano del Triestina si gira verso il direttore di gara e dice: sì, l'ho toccata io, è angolo.
Gorini e Peluso sono i primi a complimentarsi con l'avversario. Poi proprio Gorini va alla battuta, la palla arriva sul secondo palo dove Peluso si coordina e batte a rete, superando il portiere Guerri per il gol del 2-1 che riapre la partita. Per la cronaca, il derby si chiude sul 2-2 e al triplice fischio a caldo non mancano le critiche dalla panchina e da qualche compagno all'indirizzo del capitano. Responsabilità per il gol che ha fatto il Foligno, perché il calcio d'angolo non era l'arbitro non aveva dato il calcio d'angolo, ha dato la rimessa dal fondo e ho detto all'arbitro che era calcio d'angolo, mi assumo io la responsabilità, la colpa è la mia, assolutamente, la colpa in quel momento mi sono sentito di fare così. E la cosa più assurda è proprio che Gramaccia debba chiedere scusa di aver detto la verità. Passano 5 minuti, gli animi si calmano e il presidente Leonardo Bambini entra nello spogliatoio dicendo: non voglio sentire volare una mosca, facciamo solo i complimenti al nostro capitano per il gesto che ha fatto. Parole ribadite all'indomani dal vicepresidente Valerio Galizzi. La società del Triestina può essere solo orgogliosa di avere un capitano così. Grazie per averci permesso di associare il nome di Triestina ad un gesto così bello. E poco importa se il Foligno ha segnato, per una volta il risultato sportivo passa in secondo piano e Gramaccia ci aveva comunque messo del suo firmando la rete del momentaneo 2-0. Lungi da me fare il fenomeno, ma io non so essere falso. I miei genitori, dirà Gramaccia ai compagni, mi hanno insegnato a dire sempre la verità e questo è un insegnamento che mi porto anche in campo. La normalità, direte voi, che fa però notizia in un mondo in cui chi segna di mano è furbo e chi si prende un rigore simulando è un tipo sveglio. E un giorno il piccolo Ale, il primo ad esultare sugli spalti del Casini al gol del papà in braccio a mamma Lucia, capirà che il gol più bello Stefano stavolta l'ha segnato senza calciare in porta. E sugli spalti c'era anche il fratello Massimo alla prima partita della stagione da spettatore, che ha subito massacrato scherzando il fratello con un bel "bravo, ti trovo migliorato, adesso fai anche segnare gli avversari". E dietro di lui il papà Tullio, che non si è mai perso una partita del figlio. Pensavo mi avrebbe detto qualcosa tipo "fatti furbo", racconterà Stefano, e invece mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto: "Oggi sei stato davvero il numero 1". Ecco, fra qualche anno vorrei poter dire la stessa cosa al mio cucciolo. E chissà se Stefano avrà sentito da lassù anche l'applauso interminabile di mamma Concetta, orgogliosa come nessuno del suo uguagliuncicchio. Voi tutti di Penalty sapete che da qualche settimana amiamo raccontare storie, perché le storie raccontano soprattutto emozioni. Grazie alla voce di Paolo Bunafò, adesso vi raccontiamo 2 storie di 2 giocatori che giocano nel campionato di prima categoria. Il primo è Delfio Calabrese. Nel corso della sua carriera ha segnato oltre 700 gol in circa 900 partite. Per 9 volte consecutive ha vinto il titolo di capocannoniere tra eccellenza, promozione e prima categoria. È giunto alla sua 25esima stagione da calciatore e di smettere sembra proprio non ne abbia intenzione. Numeri da record per Delfio Calabrese, bandiera del San Fratello, con cui si è classificato al primo posto nel girone C di prima categoria siciliana. Un bomber leggendario dunque che alla soglia dei 44 anni continua a dimostrare di essere l'attaccante più forte. 26 gol stagionali, di cui 20 messi a segno in altrettante partite di campionato che, manco a dirlo, gli sono valsi l'ennesimo titolo di capocannoniere. Qualsiasi maglia ho indossato ho sempre giocato con amore, specialmente quest'anno nel mio paese ho messo qualcosina in più perché a 40 anni non è la stessa cosa di avere 20 anni e giocare con calciatori molto forti. Lo devo anche ai miei compagni che mi hanno messo in condizione di vincere questo prestigioso premio. Ringrazio il professore Bontempo, Draghetto, il professore Margot e tutti i ragazzi di San Fratello che si sono impegnati nonostante lavoravano e hanno fatto coincidere l'allenamento con il lavoro. Dicevamo, alla soglia dei 44 anni, dove trovi però ancora le motivazioni per metterti scarpette, magliette, andare all'allenamento la domenica a giocare? Dove lo trovo? Certo non è facile perché lavoro, mi alzo alle 4 del mattino, la trovo perché l'ho sempre fatto con amore e poi voglio essere un esempio ai giovani che per quanto si tolgono dalla strada e penso che i campi di calcio sono il luogo adatto. Voglio dire a questi giovani che crescono di mettere il cuore dove vanno a giocare solo con la passione, con la volontà e con la forza e con i sacrifici,
poi i sacrifici alla fine pagano sempre in tutto quello che si fa. Secondo te qual è stata la partita della svolta per arrivare poi primi in classifica? A mio avviso è stato Bafia, là ci ha dato una spinta perché era una concorrente diretta, una delle squadre più forti che c'era in prima categoria. Tra l'altro gol proprio tuo al 92esimo che ha dato la vittoria, ti sei fatto trovare al posto giusto nel momento giusto? Sì, mi sono fatto trovare al posto giusto al momento giusto, però si vince in 30, si perde in 30, il merito è di tutti. Un tuo parere, ha vinto la squadra più forte? Alla fine ha vinto la squadra, a mio avviso, più forte che ci ha creduto di più. Non dico che le altre sono meno forti perché Bafia, Sfarandina, Mistretta, tutte le squadre che c'erano dietro erano tutte, secondo me, tutte sullo stesso livello. Noi, a parte che siamo stati bravi e siamo stati anche fortunati, perché per vincere ci vuole anche fortuna. Voglio dedicare la vittoria del campionato a un dirigente che purtroppo ci ha lasciato, era il cuore di tutti, il cuore di San Fratello, il signor Cortese, e voglio dedicare propriamente a lui e alla sua famiglia che se lo meritano. Quest'anno hai festeggiato la 25esima stagione da calciatore, quindi nozze d'argento. A questo punto Delfio Calabrese, il suo futuro quale sarà? Ancora al San Fratello in promozione o è pronto il classico chiodo per appendere le scarpette? Io vorrei finire di giocare quest'anno con la vittoria del campionato, più bel ricordo di questo, ma poi ho un figlio di nome Antonio che mi mangia il cervello, si mette a piangere quando io gli dico che finisco di giocare. Infatti quest'anno non volevo giocare più, lui mi ha convinto, poi hanno fatto la squadra forte perché all'inizio neanche potevamo scriverci, poi sono entrati il presidente, tutta gente seria così e hanno fatto la squadra. Potrebbe esserci per te un futuro da allenatore? Hai già creato una scuola calcio qui a San Fratello, oltre 50 bambini fanno parte già di questa associazione. Sì, 50 bambini, abbiamo creato una cosa surreale. Per San Fratello 50 bambini sono tanti. Questo è un paesino di montagna dove non è che ci sono giochi, ci sono cose per i bambini. E abbiamo voluto creare questa cosa insieme a Delfio Cortese, più che altro per dare un senso a questi bambini, un avvenire, che la scuola calcio, come tu mi insegni, è quella cosina in più. E noi abbiamo dato l'opportunità e grazie a loro, che ci fanno sentire sempre giovani, abbiamo creato la scuola calcio. Delfio Calabrese del San Fratello. Forse non tutti ricorderanno, era in nomination ai Penalty Awards 2020 in quel di Enna nella scorsa edizione, quale miglior giocatore del campionato di prima categoria. Proseguiamo un'altra storia, sempre grazie a Paolo Munafò, quella di Gabriele Torre. Traguardo importante per Gabriele Torre che entra di diritto nella storia del Rodi Milici Calcio. L'attaccante classe 92 con la doppietta al Melas nella terza giornata del girone D di prima categoria siciliana ha raggiunto e poi superato le 100 reti con la maglia rossoblù. Un record a lungo inseguito dal bomber originario di Rodì che non nasconde la sua emozione per questo straordinario obiettivo conquistato. Un'emozione indescrivibile perché ci tenevo tantissimo. Era da tanto che andavo incontro a questo, diciamo tra virgolette, record e ci sono riuscito 15 giorni fa con la doppietta al Melas. È stata una gioia indescrivibile perché comunque ho, diciamo, quasi sempre giocato qui in paese, solamente un anno ho fatto alla Ciappazzi a Terme, quindi mi sono sempre sentito parte di questo progetto. Ho accettato questo progetto nel 2013, dopo 2 anni che ero rimasto qui a Rodì con mister Papale, poi per vari motivi sono andato via col mister e sono ritornato nel 2013 appunto in terza categoria e l'obiettivo era quello di risalire e poi ci siamo riusciti con 2 promozioni straordinarie che non smetterò mai di ricordare. Se dovessi scegliere tra questi 100 gol quello più importante, quale metteresti al primo posto? Il più importante direi quello che ci ha fatto fare il salto di categoria dalla seconda alla prima, nella finale playoff a Roccalumera, perché è stato il gol vittoria nei tempi supplementari e questo direi che è il più importante. Senti, hai una dedica in particolare per questi 101 gol? Tutto questo è grazie ai miei compagni di squadra,
quelli attuali e quelli del passato che mi hanno sempre aiutato e mi hanno fatto crescere, ai mister che mi hanno fatto crescere molto e ai grandi del passato, perché ho giocato con bei giocatori di Gino Molino, Fabio Donato, ne posso dire tantissimi, che mi hanno aiutato tanto e facendo credermi nelle mie potenzialità. In questo nuovo campionato hai realizzato già 3 gol. Rodin Milic che è primo in classifica in solitaria. Ti aspettavi una partenza così? Allora, diciamo che guardando l'organico della squadra mi sarei aspettato qualcosa di più rispetto all'anno scorso, infatti è proprio così, siamo una squadra molto giovane, l'allenatore è molto preparato e quindi i ragazzi vogliono fare bene, stiamo facendo bene tutti insieme, il primo posto per adesso è meritato, però il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza. Sappiamo che sei scaramantico, ma il prossimo tuo obiettivo quale sarà? Il prossimo obiettivo non lo so, vediamo. Intanto la salvezza per quanto riguarda la squadra. Un obiettivo mio personale, magari vincere la classifica cannonieri, mi farebbe piacere. Sotto i riflettori di Penalty, grazie alla redazione di WeSport, adesso una società storica del settore giovanile siciliano. Parliamo del Camaro. L'immagine è sempre la stessa, fissa, immobile, che spazza via qualsiasi forma d'emozione, in un contesto totalmente apatico. Sono passati alcuni mesi, ma, oggi come ieri, il pallone ha smesso di rotolare sul prato verde. Stop! Da nord a sud ci si ferma e ci si interroga su un futuro sempre più nebuloso. Il calcio dei piani alti va avanti, spinto da interessi economici e dalla paura di un disastroso default. Giù, nelle fondamenta, invece, sono ben evidenti quelle crepe di un terremoto senza precedenti. L'universo del dilettantismo si ferma ancora una volta, orfano di punti di riferimento e dimenticato da chi dovrebbe difenderlo. Così, mentre nei palazzi si discute lontani dalla realtà quotidiana, il tempo scorre inesorabile, mettendo in ginocchio un movimento intrinseco di passione. Un sentimento che ancora anima il cuore di chi ha deciso di rendere il calcio una mission quotidiana, una vocazione che, in riva allo stretto, porta il nome Camaro. Non semplicemente una società calcistica, ma un punto di riferimento per tutto il territorio che ha saputo mettere radici profonde e solide. Una storia ultradecennale che, di generazione in generazione, ha lasciato un'eredità pesante e di valore assoluto. Quel cuore nero-verde che continua a pulsare forte, nonostante le difficoltà ed un nemico invisibile come il Covid-19. Passione, lavoro, progettualità ed organizzazione. Sono queste le caratteristiche che stanno alla base di un progetto ampio ed ambizioso. Il tutto con un solo ed unico obiettivo, la valorizzazione e la crescita dei giovani. In un contesto cittadino in crisi a livello economico e sportivo, anche sognare è diventato un peso troppo grande per tanti ragazzi. Gli stessi sogni sui quali il Camaro ha deciso di investire aprendo le porte del Despar Stadium, la sua casa. Perché è proprio dal sintetico di via Polveriera che si può spiccare il volo verso il calcio che conta. Un percorso di crescita che ha spalancato le porte del professionismo a tanti ragazzi messinesi. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati ben 5 i giovani talenti che hanno coronato il loro sogno. Una escalation che ha portato il talentuoso Samuel Corso a vestire la maglia della Vibonese. L'estroso fantasista classe 2003 ha incantato tutti a suon di gol e grandi giocate, affermandosi come punto di forza dell'Under 17 di Mister Cosimini. Sul treno, direzione Vibo Valencia, si è unito anche il portiere, classe 2004, Manuel Raimondi. L'imponente estremo difensore è pronto a difendere i pali della primavera calabrese guidata dall'ex Messina Sergio Campolo. Chi è rimasto in Sicilia, invece, è il centrocampista Stefano Currò, approdato ai piedi dell'Etna nel nuovo Catania in Serie C. Mamertino d'origine, il mediano, si è migliorato ulteriormente abbinando quantità alle qualità già in suo possesso. Terza serie, che parlerà messinese anche in Campania con il classe 2005 Davide Cannistrà. L'imponente terminale offensivo, dopo le numerosi reti con la formazione Under 15 di Mister Randazzo, giocherà con la Cavese. Da un attaccante all'altro, perché dal florido reparto offensivo nero-verde ha attraversato lo stretto anche Davide Spaticchia. L'ex capitano del Camaro, classe 2003, è pronto ad imporsi con la maglia amaranto della Regina. Proprio la società del presidente Gallo, neopromossa in Serie B, ha siglato un accordo di partnership con il Camaro, diventato centro territoriale ufficiale. Un ulteriore passo in avanti nella programmazione targata Antonio D'Arrigo, Pasquale Rando ed Enzo Raimondi. Grazie al lavoro di uno staff altamente qualificato e professionale, sono loro gli artefici di un progetto che ha deciso di non fermarsi, ma di rilanciare le proprie ambizioni.
Di fronte ad un futuro con poche certezze e tante difficoltà, investire sulla crescita dei giovani sta diventando quasi un'utopia. In casa Camaro, però, i sogni sono ancora il bene più prezioso per ogni ragazzo che ama il calcio, un credo che ha sempre contraddistinto la storia della società e che nemmeno il Covid-19 riuscirà a fermare. Perché, come evidenziato dalla famiglia neroverde, il calcio non conosce distanze né distinzioni. Il calcio è un sogno per tutti. Per chiudere la puntata odierna di Penalty, la rubrica Il pallone di penalty. Oggi focus con Graziano Strano, DG del Carlentini Calcio. Siamo con il direttore generale del Carlentini Calcio. Direttore, è anche vero che questo calcio si è fermato e stiamo soffrendo tutti? Buongiorno a tutti, sì, purtroppo abbiamo questa problematica che non dipende da noi, quindi siamo soggetti a regole, privatizzazioni e via dicendo. Purtroppo il calcio manca, però noi oggi stiamo sopperendo alla nostra mancanza e la ringrazio tantissimo di avermi ospitato da lei. Parliamo di calcio, perché dobbiamo anche parlare di calcio giocato. Questo fermo obbligherà probabilmente qualche società a soffrire il doppio, perché non tutti sono pronti a questa pausa, che speriamo sia breve, anche se le prospettive sono sicuramente diverse. Ma le dirò, secondo me questa pausa si divide in due tronconi. Ci sono i tronconi delle società importanti, delle società quotizzanti che continuano naturalmente a non disgregare i progetti. Poi ci sono le altre società, quelle più piccole, quelle che hanno avuto e hanno delle difficoltà economiche, che prendono la palla in balzo e sicuramente ne traggono profitto. Io credo che comunque il calcio ha la necessità di rivedere alcune regole, soprattutto quello dei dilettanti. Questo stop può servire, secondo lei, per resettare un po' tutto e dare nuove disposizioni? Ma in cuor mio spero di sì, però già da quello che hanno fatto, da quello che stanno facendo, non sono molto propenso a una positività della situazione, perché secondo me bloccare un campionato di eccellenza che pari passo a quello della Serie D, al di là delle due trasferte che possono essere in Calabria delle nostre squadre siciliane, non ho capito la motivazione, non ho capito se sto Covid si ferma in Serie D, si ferma e poi si attua nell'eccellenza e via via. Quindi secondo me questo Covid a tempo non parlo perché non sono con i titoli per poter parlare, però niente, deluso. Molto deluso, come probabilmente possono rimanere delusi anche gli sponsor che, seppur in maniera molto limitata, alimentano anche il mondo del calcio dilettantistico. Ma lo sa, direttore, quello che mi preme dire è che fin quando avevamo la possibilità di espletare sul campo di calcio le attività agonistiche,
uno con un V-Parlé, con mediatiche, considerazioni con gli sponsor, fra telecamere, Facebook, penalty, cioè tu riuscivi mediaticamente a vendere il brand. Ma oggi con la chiusura totale lo sponsor si tira indietro. Se tu mi levi il pubblico, ok, mi manca l'incasso, ma se tu mi chiudi anche le partite mi manca anche lo sponsor, quindi la distruzione è imminente, almeno che uno purtroppo come gente per bene continua nella speranza di... Infatti la cosa che un po' sorprende, lo ha sottolineato anche pure lei, come la classificazione della parola dilettanti subisce una modifica considerevole tra la Serie D e l'eccellenza. Secondo me non esiste questa differenza, però è anche vero che a pagare sono soprattutto le squadre di eccellenza, con il rischio che probabilmente vengono compromesse quelli che sono gli obiettivi anche per le stagioni successive. Cioè, se una squadra di eccellenza quest'anno rischia di fermarsi, probabilmente non sarà soltanto un danno attuale, sarà un danno anche per l'anno prossimo. Ma sicuramente anche perché questi campionati di eccellenza, ma anche di promozione, adesso i campionati di promozione stanno diventando importanti. Il campionato di eccellenza, ricordiamoci che io l'anno scorso ne vinciamo uno a Paternò dove c'erano 4.000 persone. Io non so in Serie D se ci sono 4.000 persone. Ad Acireale ci sono 3.000 persone, 4.000 persone, 1.250 con questo DPCM, ma ci sono realtà importanti tipo Giarre. A Giarre, se il campo è aperto, 2.000 persone ci vanno per quello che hanno allestito il duo Nirelli-La Rosa. A Ragusa hanno fatto un consorzio di imprenditori, ma hanno speso anche dei soldi. A Barcellona l'Igea Virtus, il Siracusa, poi non ne parliamo, il Siracusa ha una squadra importante, pronta per la Serie D. Ma è anche vero che oggi ci sentiamo tutti quanti chiusi con un nemico che non vediamo. E questa è la cosa più brutta, perché quando si ha un nemico si riesce a contrabbatterlo se lo si guarda in faccia. Parliamo della realtà di Carlentini che lei ha sposato ultimamente, una realtà che per la provincia di Siracusa potrebbe essere anche un nuovo riferimento dopo la scomparsa della Sicula. Ma guardi, innanzitutto ho avuto il piacere, e non è retorica, non sono sempre le solite parole, di trovare una famiglia. E proprio perché ho trovato una famiglia, le prime settimane sono state per me pragmatiche, perché io abituato con giocatori diciamo col pelo sullo stomaco, con dirigenti, qui ho trovato delle persone genuine. In primis il presidente Vinci, una persona che lei conosce, eccezionale, e il direttore sportivo Vincenzo Giliberto, ragazzo per bene, competente, poi ho trovato il mister Iemma che conoscevo per separate cose, ma ho trovato una persona professionale che sicuramente farà parlare di sé. L'ambiente è un ambiente, detto in termini francesi, volemos bene, tutti sono in afflato, tutti sono in coordinamento. Naturalmente è una realtà piccola che rischia di diventare grande, perché con quello che il comune sta facendo, cioè il campo, gli spogliatoi, il sintetico, Carlentini diventerà appetibile, però Carlentini è di Gaetano Vinci. Però il fatto che una piazza come Lentini ha perso quel tipo di calcio può essere da spunto anche per una piccola realtà come Carlentini, quindi starci dentro adesso probabilmente è un fattore positivo per chi la sta vivendo in questa stagione. Sì, ma sicuramente anche perché io ho avuto il piacere di conoscere il sindaco di Carlentini, una persona tifosissima del Carlentini Calcio, una persona che si è data da fare per ottenere questo campo in sintetico, questi spogliatoi rifatti, le tribune rifatte. La cittadina è importante, parliamo di credo 20.000 abitanti, quindi è un bacino d'utenza importante, che non è il paesello diroccato nelle montagne. Quindi se riescono i passaggi importanti, burocratici e di risultati del Carlentini Calcio, l'anno prossimo si può avere una realtà importante a Carlentini.
Direttore Strano, io adesso le faccio qualche domanda un po' che esula da quello che è l'aspetto tecnico. Qual è il rigore che lei avrebbe voluto segnare e che magari avrebbe potuto anche cambiare la sua carriera, anche se la sua carriera, la conosciamo tutti, è sicuramente di grande qualità? Ma lo sa, direttore, quando tu fai la Serie A, io ho avuto l'onore di lavorare al fianco di Piero Lomona col Calcio Catania, con gli Skybox che gestivo io tramite una ditta importante di Catania di ristoro, avendo conosciuto Simeone, Mihajlovic, Montella, Pasquale Marino, ho sposato la realtà di Siracusa, dove sono stato attore protagonista facendo l'hospitality team manager per 5 anni in concomitanza con Palazzolo. Oggi sono felice di tutto quello che ho fatto, che il buon Dio mi ha dato la fortuna di fare. Il mio calcio di rigore lo vorrei tirare, se è possibile, dando soddisfazioni al Carlentini Calcio. Anche perché poi anche queste realtà hanno questa tipologia di emozione, no? Cioè l'emozione poi alla fine di vincere un campionato, arrivare in Serie D è una grande vittoria. Sì, ho avuto queste gioie per ben 2 volte nella mia vita, una volta a Palazzolo e l'anno scorso a Paternò. A Palazzolo l'abbiamo vissuta in famiglia, perché a Palazzolo paesino ridente, però pubblico quasi zero. L'anno scorso a Paternò è stata una marcia trionfale, si sentivano l'odore dell'erba, si sentiva l'odore del tifoso, si sentiva la contestazione quando abbiamo pareggiato 2 volte col Siracusa, Real Siracusa e l'Enna in casa, però è anche vero che fare calcio a Paternò è stato per me, e vincere soprattutto, perché è scritto, ormai l'ho scritto, è stato un grande onore. Assolutamente. Per chiudere, noi siamo qui adesso in questo campo assolato, senza pubblico, giornata bellissima, un pallone in mano, mancano probabilmente i protagonisti ufficiali che sono i giocatori, manca l'arbitro e poi manca il pubblico. Che emozione le dà stare in questo momento, in questa struttura così assolata, che probabilmente ci fa anche pensare? Purtroppo mi fa star male perché le domeniche, le nostre domeniche, le nostre, di chi fa calcio, sono il calcio, il campo, il mangiare al ristorante, capire la formazione che fa il mister, vedere entrare la gente sugli spalti, parlare con l'arbitro, fargli vedere le magliettine, tante cose che magari chi non è addetto ai lavori non sa, prepararsi mettendosi il giubbotto di competenza. Comunque io spero con tutto me stesso che questo finisca, perché noi abbiamo bisogno del nostro calcio. Chiudiamo la puntata odierna di Penalty in una maniera totalmente diversa. Domani, 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E noi di Penalty non potevamo esimerci da questa iniziativa. Iniziativa tra l'altro sposata dalla cooperativa 3P, grazie anche all'associazione Rock 10 e Lode, ma grazie soprattutto ad un cantautore catanese, Maurizio Dinastia, che ha musicato e scritto le parole di questa canzone che funge da sigla finale alla puntata odierna di Penalty. La canzone si intitola Ricordati chi sei.
Un grazie a tutti voi, un abbraccio a tutte le donne e appuntamento a martedì prossimo. Rinunciare ad essere felice, a fare sempre quello che ti piace. Riempi i giorni con i tuoi sorrisi e per potenti non te ne curare. Non c'è ragione per lasciarsi andare, non c'è ferita che non puoi sanare. Questo mondo lo cambiamo insieme, perché di me sai che ti puoi fidare. Chi ti ama non ti mette mani addosso e non calpesta la tua dignità. Chiamar l'amore rende paradosso, negoziare la tua libertà. Sei molto di più di una promessa che non manterrà. Sei molto di più di un legame senza l'anima. Faglielo sapere che non sei più sola. Ricordati chi sei, non lo trattenere più quel nodo in gola. e vincerai, lo sai. Guardati allo specchio e non aver paura. E guarda in faccia i guai, E non restare vittima di quattro mura. ricorda chi sei. Faglielo sapere che non sei più sola. Ricordati chi sei, Non lo trattenere più quel nodo in gola. e vincerai, lo sai. Guardati allo specchio e non aver paura. E guarda in faccia i guai, E non restare vittima di quattro mura. ricorda chi sei. Il mondo ti appartiene di diritto, non vivere come fossi in affitto. Leggерni con i tuoi obiettivi. E se c'è un sogno tienitelo stretto. Non c'è parola che ti può scalfire, non c'è persona che ti può azzittire. Questo mondo lo affrontiamo insieme, perché è insieme che vinci le sfide. Faglielo sapere che non sei più sola. Ricordati chi sei, Non lo trattenere più quel nodo in gola. e vincerai, lo sai. Guardati allo specchio e non aver paura. E guarda in faccia i guai, E non restare vittima di quattro mura. ricorda chi sei. Faglielo sapere che non sei più sola. Ricordati chi sei, Non lo trattenere più quel nodo in gola. e vincerai, lo sai. Guardati allo specchio e non aver paura. E guarda in faccia i guai, E non restare vittima di quattro mura. ricorda chi sei. Sei un'anima gentile, guai a chi ti tocca, né con le mani tanto meno con la bocca. Sei tu a decidere della tua vita, ascolta. Chi ti vuol fare male mettilo alla porta. Su di me puoi contare perché ci sarò sempre, ogni volta che vorrai, lo sai, sarò presente. Ricordati chi sei, perché sei una vincente. Faglielo sapere adesso a tutta quella gente. Faglielo sapere che non sei più sola. Ricordati chi sei, Non lo trattenere più quel nodo in gola. e vincerai, lo sai. Guardati allo specchio e non aver paura. E guarda in faccia i guai, E non restare vittima di quattro mura. ricorda chi sei. Faglielo sapere che non sei più sola. Ricordati chi sei, Non lo trattenere più quel nodo in gola. e vincerai, lo sai. Guardati allo specchio e non aver paura. E guarda in faccia i guai, E non restare vittima di quattro mura.